parto dall'inizio, cioè qual è la condizione che ci ha spinti a investire nella cosiddetta economia reale, che tra l'altro, come dire, fa da contraltare alla famosissima economia irreale o surreale, scherzo naturalmente. Crediamo che il punto chiave sia stata la crescita che ha contraddistinto l'andamento del fondo pensione negli ultimi anni, da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, perché al crescere del patrimonio e quindi anche del numero degli iscritti, si è reso necessario cercare di dare maggiore soddisfazione alle aspettative dei nostri iscritti, soprattutto in termini di diversificazione del patrimonio. La scelta di investire nel private equity o nel private debt nasce da questa esigenza più che da un'esigenza di territorio. Magari ha incontrato l'esigenza, se vogliamo, di investire nel nostro territorio per il semplice fatto che fortunatamente il Veneto, come altre regioni d'Italia, è un territorio piuttosto ricco di piccole e medie imprese, quindi anche facilmente individuabile come target di investimento. Ma lo scopo è: il patrimonio cresce, abbiamo la necessità di cercare di ottenere risultati comprimendo il rischio, introducendo in portafoglio strumenti i cui rendimenti siano decorrelati dall'andamento generale dei titoli azionari o obbligazionari. Ecco dunque l'approccio alla diversificazione. Questo soprattutto negli ultimi anni, perché la crescita del fondo è stata particolarmente forte, con oltre 10.000 nuovi iscritti negli ultimi 2 anni, un patrimonio che è anche raddoppiato in un quadriennio sostanzialmente. Quindi una sollecitazione da parte degli iscritti che parte già dal passato, ma che è diventata più forte proprio in quest'ultimo periodo, tanto che stiamo implementando dei nuovi progetti di cui poi dirò. Siamo alle porte poi diciamo, della conclusione, auspichiamo positiva, del processo di accreditamento di Solidarietà Veneto nell'ambito della legge che ha istituito proprio Veneto Welfare. Quindi l'aspettativa è che ci si trovi davanti ad un fondo ancor più regionale di quello che è stato in passato, quindi potenzialmente più diffuso, potenzialmente con una dimensione maggiore e dunque in grado di sviluppare con maggior profondità il processo di diversificazione già da tempo iniziato. Siamo ancora un fondo piccolo, la previdenza complementare italiana è ancora a livelli certamente non paragonabili a quelli di altri paesi, per cui possiamo approcciare queste tipologie di strumenti con proporzionalità in relazione alla professionalità che abbiamo all'interno, alla capacità organizzativa anche che abbiamo. Chiaramente si è aperto un percorso e crediamo che non ci si possa sottrarre naturalmente a questo percorso. Mi sento di dire però, prima di raccontare il percorso, mi sento di porre dei quesiti a cui magari poi anche il professor Brambilla ci potrà aiutare a trovare risposta. Abbiamo detto: perché Solidarietà Veneto fa questo tipo di mestiere? Lo fa per la diversificazione, ma lo fa anzitutto per dare soddisfazione ai propri associati. Si tratta di associati a un soggetto che si chiama Solidarietà Veneto Fondo Pensione, quindi un soggetto che ha come scopo statutario quello di pagare pensioni. Ma 31 anni di storia di Solidarietà Veneto ci dicono che le pensioni pagate alla moda dell'INPS, diciamo, sotto forma di rendita, sono ancora pochissime, e questo non soltanto per noi, in generale per tutti gli altri fondi pensione. Allora, nel momento in cui noi cerchiamo di dare rendimenti e efficacia nella gestione ai nostri iscritti, ci chiediamo anche: ma cosa si aspettano gli iscritti da questi fondi pensione, che si chiamano fondi pensione nel nome, ma nei fatti chi lo sa. Ed è un tema credo quanto mai attuale, di nuovo lo lascio lì, perché è legato soprattutto alle ultime discussioni, diciamo, sul tema della fiscalità di questi fondi pensione, quindi una fiscalità che dovrebbe servire a fare pensioni. Detto questo, così la lascio per chi seguirà nel dibattito. Che cosa ha fatto Solidarietà Veneto? Beh, abbiamo messo così il nostro motto: festina lente, quindi avanti con costanza ma con prudenza anche. Lo richiamiamo il ruolo dei fondi pensione per quanto riguarda la finanza. Anche le istituzioni ci chiamano a collaborare a un processo di cambiamento, un processo di investimento nelle PMI. Ricordo che questo principio risiedeva perfino nel decreto 243 del 2004. Oggi siamo richiamati di nuovo come soggetto, come fondi pensione, a partecipare, diciamo, al processo di cambiamento legato al PNRR. Ci fa piacere di partecipare a questo progetto perché si sposa
con l'obiettivo della diversificazione, ricordandoci naturalmente che siamo appunto fondi pensione. Dov'è oggi solidarietà per quanto riguarda l'investimento nel sistema Italia, dico più che territoriale, allargo naturalmente la visuale al nostro paese per intero? Beh, circa il 6-7% delle risorse del fondo per quanto riguarda i comparti diversi dal garantito sono investite nel nostro paese, con 2 progetti nati ormai nel 2009 che sono il progetto di investimento nel private equity, un commitment complessivo di 30 milioni che ha un vintage ormai di circa 5 anni e circa 60 milioni di investimento nel private debt dedicato soprattutto alle PMI del nostro paese, ma anche alle infrastrutture. Quindi complessivamente 100 milioni di euro rispetto al patrimonio del fondo sono allocati nel territorio. Beh, abbiamo un bias più robusto magari della media nazionale, ma ricordo che 100 milioni sono meno della raccolta che fa in un semestre una filiale di una banca. Dunque bisogna anche un po' mettere luce sulle proporzioni anche di quello che si fa. Ok, adesso dove vogliamo arrivare? Vorremmo superare il 10% di esposizione, diciamo, all'economia reale, quindi agli strumenti non quotati, non solo private equity, non solo private debt, ma anche infrastrutture e real estate del nostro paese, dell'Italia. Certamente il focus è geografico, guarda il Veneto, ma lo guarda di riflesso. L'economia del territorio del Veneto è una parte importante del PIL dell'intero territorio nazionale. Come stiamo sviluppando questo tipo di implementazione? Attraverso la selezione di appunto fondi alternativi che stiamo gestendo in proprio, ma con l'ausilio anche di professionisti esterni, e il processo segue appunto, come si diceva, a tutta una serie di tappe passate. Arriveremo alla fine dell'anno, ci aspettiamo, con un'allocazione nuova, con uno spostamento di risorse dal quotato al non quotato per, qui c'è un'inversione nei dati, 25 milioni circa nel Private Equity Italia, 15 milioni nelle infrastrutture Italia e 50 milioni nelle infrastrutture Real Estate Global. Chiaramente, per quanto riguarda le infrastrutture, il progetto incontra proprio il progetto PNRR, mentre il progetto Private Equity, se vogliamo, è un progetto tardivo perché doveva concludersi, doveva realizzarsi 1 o 2 anni fa, ma ahimè Covid ha interrotto questa dinamica, ci ha costretti a focalizzarci su qualche cosa di diverso, cioè la gestione di una contingenza, ma tutto sommato quest'anno siamo riusciti a ripartire con un tour de force e quindi attorno alla fine dell'anno arriveremo complessivamente ad allocare circa 200 milioni negli strumenti alternativi, di cui la gran parte nel nostro paese. Quindi un bias Italia che si irrobustisce. Qui mi collego anche all'osservazione di Luca Romano quando diceva dobbiamo investire ancora di più nel nostro paese nell'economia reale? Dobbiamo restituire alle aziende di più di questo TFR portato via? Io non lo so. Penso anche che diamo un segno e probabilmente la concentrazione delle risorse dei fondi pensione nel nostro paese può aiutare anche il meccanismo di intercettazione, diciamo così, di risorse che vengono dagli altri paesi, dai fondi pensioni e dai fondi alternativi degli altri paesi che comunque già oggi investono in Italia. Quindi il progetto del fondo va in questa direzione e va in questa direzione, devo dire, a prescindere da meccanismi di sostegno di carattere pubblico, a prescindere dalla fiscalità. Si fa questo perché questo è diversificazione, come l'abbiamo fatto noi, come l'ha fatto l'Aberfonds, come l'hanno fatto con altri modelli i vari fondi Previmoda, Fonkim, Fondo Energia, in piena coerenza con questo processo che ha una natura, direi, tecnica. Mi permetto in chiusura di buttare qualche sollecitazione di prospettiva. Quando si parla di TFR si parla di un pezzo di retribuzione che ha cambiato natura, ma non oggi, ha cambiato natura ormai 15 anni fa, per cui insomma, mi aspetterei che dopo 15 anni questa natura davvero non fosse più in discussione. Il TFR dovrebbe alimentare le pensioni complementari degli italiani. Quindi se al TFR vogliamo fare questo mestiere, quanto possiamo fargli fare il mestiere anche del finanziamento alle PMI, quanto vanno d'accordo questi due elementi? Dopodiché un'altra aggiunta a questo ragionamento.
Quando si dice tolgo TFR ne restituisco una parte e certamente probabilmente con gli investimenti andrò a intercettare imprese di dimensione più grande. È chiaro però che probabilmente favorendo il miglioramento delle strutture imprenditoriali a un livello intermedio, a livello della piccola e media impresa che può avere 100-200 milioni di fatturato, probabilmente agevolo anche la costituzione di un ambiente circostante fatto di terzisti che ne trae indirettamente beneficio. Quindi penso sia un tema da tenere in considerazione. Penso sia un tema da non utilizzare in modo politico, ma in modo tecnico, ecco. Inoltre, ecco, l'ultimo aspetto, quello moltiplicativo, ne ho già fatto cenno. I fondi pensione che investono nel proprio territorio, anche in una misura, immagino, come quella che noi stiamo ricercando, fanno da faro anche per gli investitori internazionali. Ma chiudo con una provocazione. Le risorse ci sono, stanno venendo dall'Europa, le stiamo mettendo noi, stanno andando verso le imprese, ma la sensazione che abbiamo è che forse qualche volta i problemi che ci attanagliano non siano in questo momento problemi di risorse, anzi qualche volta mi sembra che le risorse arrivino, come dire, abbondanti dappertutto. Ciò che gli imprenditori reclamano qualche volta è forse la difficoltà di trovare personale, quindi un tema più di demografia che di finanza. La demografia è un tema delicato per il sistema Italia, per i fondi pensione, lo è anche per le imprese, perché ci sono pochi giovani, c'è una base più ristretta e soprattutto questa base ristretta qualche volta è attratta da altri sistemi economici, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Quindi noi per la finanza ci siamo, stiamo facendo la nostra parte, credo, insomma, in maniera anche complessivamente adeguata. E chi risolverà il problema della demografia? Noi questo non credo che riusciremo a farlo.